Questa, a proposito dei campi de urne, questo è un vaso che veniva utilizzato appunto per le ceneri, esatto. Si trova queste buse piene di sti vasi, che avevano una lavorazione molto raffinata, che c'è stata 2 o 3 anni fa a Padova, che tira fuori un decimo di quello che ha nei magazzini di roba venetica, te vedevi dei gioielli meravigliosi che ha 2500 o 3000 anni, roba eccezionale. Non a caso ancora adesso Vicenza ormai siamo di andare all'esaurimento, ma è ancora uno dei posti importanti dell'oreficeria. Dentro a questi simboli si trova un leone alato o qualcosa di similare, comunque già 500 anni prima che arriva a San Marco. Questa è la Venezia Istria dell'impero romano. Vediamo, i romani, come che siamo diventati parte dell'epoca romana? Siamo diventati parte perché abbiamo fatto un trattato, noi non siamo stati conquistati, per cui abbiamo assunto la cittadinanza romana, come oggi voi altri, non so se lo sapete, la cittadinanza europea, che quella italiana, che quella europea, prossimamente che avrà anche quella veneta. E questo era il territorio che i romani riconoscevano essere Venezia e Istria, tutta una stessa identità, no? Quindi vedi che va ben oltre il Garda, arriva il Tirolo, eccetera. E sebbene che anche andando giù in Dalmazia, alla fine, come diceva prima Danilo, in giro per l'Europa ti continui a trovare, diciamo, materiali di veneta, proprio cultura veneta chiara, non cos'è, la civiltà di Gola Secca, civiltà, il sito, sì, la cultura di Gola Secca, che sei in Emilia, giusto? Anche là, o come Villanova, in realtà è venete. Dopo vi era da dire che per esempio quel che oggi è Adria, al tempo era sul mare, sta Adria a dare il nome all'Adriatico. E là, essendo un porto di transito internazionale, te trovi un po' di tutto, te trovi roba greca, te trovi roba tardiva anche appunto celtica, però tanta roba venetica, perché era una città venetica. Quindi se volete cominciare a vederla e dopo andare in Istria e trovare gente che parla veneto, beh, non c'è niente di strano, migliaia di anni che siamo in osmosi. Per chi ha avuto fortuna di fare con la barca, come che mi è successo a me, questo tragitto di mare qua, vediamo se si vede, no, aspetta, eccolo qua, dove che vedi là con la lucetta rossa, eccola qua, sto pezzettino qua è circa 20 miglia marine, si fa in 3 ore con una barca a vela, cioè se ti trovi in mezzo, ti vedi le 2 coste, ti capisci che c'è praticamente un lago, una roba, cioè non vi era difficoltà, seguendo anche correnti marine. Seguendo le correnti marine, seguendo i fiumi, si vede come mai questa civiltà si è espansa in tutta Europa. Quello che mi interessava farvi vedere, e adesso lo troviamo, eccolo qua. Questo è il venetico, qua non si vede neanche tanto bene. Se volete guardare però, col mouse volete lo vedi? Sì. Allora, questa è la A latina, sulla destra vedi le lettere latine. Se guardate questa, è la A venetica. La C, se guardate, è esattamente la stessa roba, solo che si gira. Cioè, il venetico si scriveva non da sinistra a destra come facciamo noi, ma da destra a sinistra. In realtà una volta arrivai al fondo si girava e da sinistra si andava a destra. Però diciamo che le lettere dovevi guardarle al contrario, cioè come allo specchio. Se te guardi la E, per esempio, è fatta proprio come una E voltà. Oppure la F. Poi dopo c'è anche il fenomeno del betacismo, perché V, B, e se suoni molto similari. Noi altri adesso abbiamo, per esempio ancora adesso per i spagnoli, boleo e voleo, non proprio non percepisce la differenza, perché V e B è lo stesso suono per iori. E ancora adesso, proprio da queste parti qua, ti senti che c'è una pronuncia, una specie di pronuncia intermedia, che non è chiara come... cioè non è distinta come siamo abituati, c'è un'altra sonorità, per cui se guardate per esempio la M o la N, vedi che c'è le lettere nostre latine però roversate, solo che questa roba qua ha 700 anni in più, quindi è molto facile che il latino in realtà sia una derivazione da questo alfabeto venetico. E questo libro che voi altri vedete è un libro fatto da 3 studiosi contestatissimi sloveni, un linguista, un archeologo e un storico, credo. Sì, che praticamente, se vedi qua, su questa zona,
la scrittura in venetico e la scrittura in sloveno sono praticamente identiche, cioè molte scritture venetiche sono praticamente quasi leggibile dai sloveni contemporanei. L'unica roba è che l'alfabeto mi risulta un po', eccolo qua, questo è il libro, I Veneti, Savli, Bor, Tomasic, questo lo trovai su internet, in Italia non lo trovai assolutamente, questo è un libro molto contestato, sviluppa appunto la teoria veneta, che appunto parla, è tutta roba che adesso invece si sta confermando dall'archeologia, parla di questo popolo originario, progenitore dell'uomo europeo.